violenta di Cavallino Treporti. C'è il primo fermo ed è avvenuto nella Marca. In carcere un 55enne pregiudicato sospettato di essere l'autista della banda. Speriamo che li prendano tutti. Da quella sera viviamo nel terrore. La reazione della famiglia Biondo, vittima della violenta rapina di domenica sera. Dopo l'assalto con fucile Kalashnikov al Vele Center, alla catena gioielli di Valenza, ancora obiettivo di banditi armati, è successo al centro commerciale della Grande Mela di Sona, nel Veronese. La Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati un brigadiere 52enne della Guardia di Finanza per ricettazione e riciclaggio, lavorava al porto. Granchio blu, la regione approva la calamità naturale, l'assessore alla pesca Corazzari lancia l'allarme, urgente aiutare i pescatori e combattere il granchio e salvare le nostre imprese. Polemica in Consiglio regionale dopo la bocciatura della mozione che in ambito sanitario chiedeva il riconoscimento di Venezia come area disagiatissima. Puntata da non perdere, quella di venerdì alle 13 nel consueto appuntamento con i dialoghi sulla sostenibilità. Ospite il cardinal Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito, torniamo a parlare della tentata rapina in casa a Cavallino Treporti. C'è infatti il primo fermo ed è avvenuto nella Marca, Maserada di Piave. In carcere, in attesa dell'udienza di convalida, il 55enne Sandro Levac. Il servizio. Rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione di Candelù di Maserada la notte stessa dell'irruzione a Casa Biondo a Cavallino Treporti, sottoposto a un fermo di polizia giudiziaria e condotto in carcere a Santa Bona in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Sandro Levac, nomade, 55 anni, è sospettato di essere l'autista della banda che in via Pordelio domenica sera ha tentato di compiere una rapina a mano armata andandosene a mani vuote per l'istintiva reazione dei padroni di casa, non prima di aver sparato a una gamba ad Alberto Biondo e aver colpito la testa con il calcio della pistola il papà Maurizio. I lettori di targa hanno rilevato l'Opel Astra intestata a Levac a poca distanza dalla casa del colpo. A una rotonda a 50 metri dall'abitazione dei Biondo avrebbe fatto scendere i complici, ma il suo difensore, l'avvocato Andrea Zambon, parla di ricostruzione erronea. Questa è una ricostruzione sfornita di ogni riscontro, nel senso che dagli atti di indagine, almeno per quanto io ho visionato, non vi è nessun elemento che possa comprovare questa ricostruzione. La presenza di Levac nella zona di Caballaring è tuttavia fuori di dubbio. Un testimone ha segnalato al 112 di aver visto una persona agitarsi in un bar all'arrivo dell'elisoccorso, intervenuto per trasportare d'urgenza Alberto Biondo all'ospedale di Mestre. L'individuo sarebbe fuggito proprio a bordo della medesima Opel Astra, vettura preceduta da una Lancia Delta rubata a Cavallino con cui potrebbero essersi defilati gli altri componenti della banda. Il difensore non smentisce che il 55enne si trovasse quella sera proprio a Cavallino. Lui era andato per esigenze personali, domani lo spiegherà il giudice, comunque aveva delle ragioni oggettive per recarsi lì, non era la prima volta che lo faceva, era stato tante volte e domani lo spiegherà il giudice. Possiamo definirli motivi familiari, ecco sì. Davanti al magistrato dunque Levac parlerà per chiarire, secondo il legale, che lui con la tentata rapina non c'entra nulla. Nella sua abitazione sono stati sequestrati, oltre alla macchina, anche dei telefoni cellulari. Non depongono a suo favore i precedenti per estorsione, furti aggravati e truffe, ma per il difensore si tratta di questioni di poco spessore. Per quanto ne so io non ha mai fatto nulla di grave, quindi non sono reati, diciamo, che si possono ipotizzare per il Levac questi qua. Eppure per gli inquirenti il quadro a suo carico è supportato da gravi indizi. Il 55enne è dunque accusato di rapina aggravata in concorso, ma il suo legale si spinge a dire: siamo tranquilli, non abbiamo nulla da temere. Mi opporrò anche alla convalida perché non vi sono i presupposti assolutamente per questo fermo di polizia giudiziaria, tantomeno vi sono i presupposti per l'applicazione di misure cautelari che sono state chieste dal pubblico ministero. Dalla sera della rapina la famiglia Biondo non riesce più a dormire e vive nella paura. Sentite. Mi fa sentire un po' più tranquillo perché almeno speriamo che prendano anche gli altri. È un primo sospiro di sollievo, possiamo dire che l'Arma dei Carabinieri ci è subito venuta in soccorso e ovviamente le telecamere hanno aiutato del nostro comune a raggiungere almeno questo primo
malvivente. Io spero sia fatta giustizia per noi e che appunto ritrovino anche le altre persone. Se da una parte c'è un sospiro di sollievo e la speranza che vengano presi anche gli altri banditi, dall'altra per la famiglia Biondo è cambiato molto dopo domenica sera, quando i tre sono entrati incappucciati nella loro abitazione di Cavallino, aggredendo il papà Maurizio che aveva tentato di bloccarli e sparando alla gamba del figlio Alberto. Il 33enne campione di bodybuilding ora ricoverato nell'ospedale di San Donà di Piave, dove subirà un secondo intervento. Dormiamo fino a quasi alla mattina in divano, tutti e due. Mia moglie va in camera, ma dopo quando comincia a fare luce ora andiamo a letto, perché ogni rumore, ogni minimo rumore mi sembra di rivivere quell'incubo. E i suoi genitori? I miei genitori stanno avendo adesso, capendo un po' di più cosa è successo, perché la prima sera proprio non si sono resi conto cosa era successo. Anche il fratello di Alberto, che quella sera non era in casa, vive nella paura. Non mi sento più tranquillo come ero prima e la sera è, diciamo, una situazione molto molto difficile per noi. E poi c'è Alberto, che ha subito lo sparo, solo in ospedale, che rivive l'incubo di quella sera. In ospedale si è da soli, non si ha la famiglia, il supporto. Noi magari ci possiamo dare una mano, un sostegno, uno sguardo, invece lui ovviamente essendo da solo ci telefona qualche volta, ma è molto difficile anche lì per lui, soprattutto per lui. E andiamo a trovarlo dal primo minuto che sono aperte le visite fino all'ultimo per far sentire la nostra presenza e per aiutarlo il più possibile di quello che si riesce. Ci aiutiamo in tutto, quando c'è bisogno una persona c'è per l'altra. Fondamentali nelle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da circa 3 anni i carabinieri hanno la possibilità di visionare direttamente le telecamere e quindi di avere accesso diretto in tempo reale, e così anche altri comuni. Questa possibilità, questa funzione è molto importante per le indagini di tutti i reati e quindi noi veramente continueremo a implementare il sistema di videosorveglianza, che oltretutto è anche un deterrente. E dopo l'assalto con fucili e Kalashnikov al Valley Center, la catena gioielli di Valenza ancora obiettivo di banditi armati. È successo al centro commerciale La Grande Mela di Sona, nel Veronese. 2 malviventi armati di pistole con il volto coperto con i caschi da moto hanno rapinato la gioielleria, minacciando le 2 commesse per farsi dare l'incasso, un bottino ancora non quantificato. Un malvivente è rimasto anche ferito perché per raggiungere la cassa si è buttato sul bancone di vetro che è crollato sotto il suo peso. Preso il denaro, i 2 rapinatori hanno poi guadagnato l'uscita facendosi spazio tra i clienti del centro commerciale in preda al panico prima di salire su una moto e allontanarsi. Continuiamo con la cronaca. La Procura di Venezia ha infatti iscritto nel registro degli indagati un brigadiere 52enne della Guardia di Finanza per ricettazione e riciclaggio. Era diventato, secondo gli investigatori, un punto di riferimento per i ladri. Un insospettabile che però sembra avesse messo in piedi un vero e proprio giro d'affari. Al centro dell'inchiesta dei Carabinieri di Mestre un brigadiere 52enne della Guardia di Finanza in servizio al porto, ora nel registro degli indagati della Procura per ricettazione e riciclaggio. I militari dell'Arma hanno scoperto 2 magazzini che l'uomo gestiva a Marghera, dove vive, con all'interno un tesoro di decine di migliaia di euro di merce rubata. Gli investigatori sono arrivati a lui intercettando un cittadino bulgaro noto alle forze dell'ordine per diversi furti messi a segno in varie zone di Mestre, oltre che vari pedinamenti. Secondo i carabinieri, il finanziere avrebbe approfittato del suo ruolo per rubare merce dai carichi in arrivo o in partenza al porto. Adesso si sta cercando di capire se fosse solo un ricettatore o avesse anche un ruolo nella pianificazione dei furti. Nel frattempo gli è stato assegnato un nuovo incarico. Entra in posta a Casale Sussile per attivare una carta prepagata esibendo un documento falso, arrestato un 19enne veneziano.
Si è recato nell'ufficio postale a Casale sul Sile per attivare una post pay, ma al momento di presentare un documento ha consegnato la carta d'identità con un nome di un cittadino indiano rilasciata da un piccolo comune del Bresciano. Peccato che fosse assolutamente falsa. Il dipendente ha così avvertito il direttore, che ha subito allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari dell'Arma il giovane si è dato la fuga per le vie del paese. Si tratta di un 19enne veneziano con piccoli precedenti alle spalle. Il ragazzo è stato bloccato ed arrestato per possesso di documento di identità falso e truffa. L'ipotesi dei militari è che il ragazzo volesse attivare la carta prepagata per poi utilizzarla con lo scopo di mettere a segno truffe online. Cambiamo decisamente argomento. La Regione ha approvato la calamità naturale e delimitato le aree danneggiate dal granchio blu, ma l'allarme rimane. La Regione del Veneto ha già portato dei provvedimenti straordinari sia per permettere l'utilizzo di attrezzi straordinari per pescare questo granchio nelle lagune, anche per dichiarare lo stato di calamità naturale. La Regione ha approvato la proposta di declaratoria di calamità naturale causata da granchio blu per l'anno 2023. Approvata anche la relazione tecnica che contiene tra l'altro la delimitazione delle aree danneggiate. Oltre alle fasce marittime da San Michele al Tagliamento a Porto Tolle, tutte le lagune: Caorle Bibione, Laguna del Morto, Laguna di Venezia, Laguna e Sacche del Delta del Po. Non appena il decreto ministeriale sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le imprese danneggiate potranno presentare richiesta di indennizzo per accedere alle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale. Chiaro che dovremo fare di più. La Regione Veneto sta preparando un provvedimento per incentivare la pesca del granchio da parte dei pescatori al fine di ridurne la popolazione. Senza però una dichiarazione di stato di emergenza nazionale non si potranno attivare tutti gli ammortizzatori sociali come il blocco di mutui e la sospensione del pagamento delle imposte. Ecco, questa è un'ulteriore attenzione che chiediamo al governo, che già si è attivato e che già sta lavorando alacremente su questo punto. Nel 2023 i 6 mercati ittici del Veneto hanno commercializzato 428.000 kg di granchio blu, a cui vanno aggiunte ulteriori centinaia di tonnellate. Una pesca intensiva che non ha però ancora risolto il problema. L'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari invita a fare presto, perché l'intero settore della venericoltura veneta rischia di scomparire. Il Consorzio Scardovari ha visto perduta la propria produzione praticamente in modo totale e viene compromessa anche la prossima stagione, in quanto anche la semina viene messa a repentaglio da questa specie invasiva che si sta diffondendo senza sosta. E ora qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci ritrovati, ripartiamo dalla pagina politica, perché il Consiglio regionale ha bocciato una mozione che nell'ambito sanitario chiedeva il riconoscimento di Venezia come area disagiatissima. Il Consiglio regionale ha bocciato una mozione presentata dalla consigliera d'opposizione del Veneto che vogliamo, Elena Ostanel, che chiedeva di dichiarare l'area di Venezia insulare come disagiatissima, un modo per aiutare a risolvere i problemi che affliggono la sanità in laguna. È un provvedimento che, in base ad una delibera di giunta esistente, potrebbe dire che questa città, come le aree di montagna, come le aree interne, ha un problema rispetto ai cittadini che vivono in questa città e ad esempio non accedono al medico di base o non accedono ai servizi di base. Per i consiglieri regionali del Partito Democratico Francesca Zottis e Jonathan Montanariello sarebbe stato necessario dare un seguito con un intervento strutturale alle buone iniziative avviate dall'ULSS per attrarre i medici di medicina generale. Invece, secondo i 2 esponenti Dem, la maggioranza che governa il Veneto ha girato le spalle a Venezia, negando peraltro quella specificità prevista dalla legge istitutiva di Azienda Zero già nel 2016. Se avessero riconosciuto la mia mozione avremmo potuto dare dei fondi, degli incentivi affinché i servizi come quello del medico di base riescano ad arrivare di più in una città come quella di Venezia, ma la Giunta e il Consiglio non hanno voluto ascoltare, bocciando la mia mozione. 2 ore di sciopero di edili metalmeccanici con un presidio davanti al municipio di Via Palazzo a Mestre. Dopo le morti di Firenze, CGIL e UIL sono tornate a manifestare per chiedere più sicurezza sul lavoro. Smettetela di raccontare che il problema sono i lavoratori disattenti o qualche errore perché non hanno capito la formazione. Il problema è che qualcuno pensa che non verrà mai sanzionato e mai controllato.
Più di 11.000 infortuni certificati lo scorso anno, una cifra mostruosa che deve essere fermata. Per questo siamo qui sotto il Comune per chiedere alle istituzioni impegni concreti, scelte concrete per investimenti in risorse, assunzioni e per fare una scelta chiara: abolire la catena dei subappalti. La catena dei subappalti è quella che ha scaricato sui lavoratori i costi del profitto di questo sistema. Se facessimo una media annua di questi infortuni, vorrebbe dire nel nostro territorio un infortunio ogni 45 minuti. Puntata da non perdere, quella di venerdì alle 13 nel consueto appuntamento con i dialoghi sulla sostenibilità con Andrea Ferrazzi. L'ospite in diretta sarà il cardinal Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, testimone di un papato, quello del pontefice Francesco, attesissimo ai temi cruciali dell'ambiente. Io gli chiedo innanzitutto come mai sia lui come Presidente della CEI e poi il Papa Francesco stesso hanno deciso di mettere il tema dell'ambiente, del clima e delle future generazioni al centro della loro azione, e sarà interessantissimo con lui dibattere appunto di questa questione. La Chiesa del 2024 che guarda la sostenibilità come un punto fermo cruciale per il futuro prossimo di tutti. L'appuntamento ormai consolidato del venerdì alle 13 nella nostra prima edizione con il presidente dell'associazione Persone Ecologia Reti, Andrea Ferrazzi, si arricchisce di un ospite importante, il cardinal Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Con lui avremo la possibilità di approfondire il motivo per cui, per esempio, Papa Francesco sta spingendo tantissimo, addirittura scrivendo un'enciclica e poi una esortazione apostolica sul tema del clima, del rispetto dell'ambiente. Sappiamo che il cardinal Zuppi, oltre che essere presidente della CEI, è anche uno strettissimo collaboratore del Papa, e quindi il fatto che ci abbia messo a disposizione del suo tempo è assolutamente un regalo per noi e per tutti i telespettatori di questa importante trasmissione settimanale che ogni settimana, appunto il venerdì dalle 13 alle 13:30, ci dà modo di affrontare queste questioni così cruciali. A 2 mesi dalla storica visita di Papa Francesco in quella Venezia che è il simbolo del delicatissimo equilibrio tra ambiente e società, la testimonianza fondamentale del cardinal Zuppi è un altro tassello del mosaico che i dialoghi sulla sostenibilità stanno costruendo settimana per settimana per voi telespettatori di Antenna 3. Imprenditori, scienziati, tecnici, politici, esperti, ogni 7 giorni una voce per prendere coscienza di una scommessa non facile ma necessaria e soprattutto vantaggiosa per noi, per le nuove generazioni e per l'economia. Un'altra puntata da non perdere. Appuntamento venerdì prossimo, dunque venerdì 23 febbraio dalle 13 alle 13:30 in diretta qui ad Antenna 3 insieme al cardinal Zuppi. E con questo appuntamento chiudiamo il nostro telegiornale. Da Venezia è davvero tutto, vi lasciamo alle previsioni del meteo, grazie per averci seguito e una buona serata a tutti voi. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. La fase stabile sull'Italia ha le ore contate, arriva un'intensa perturbazione e il tempo peggiora. Il dettaglio di giovedì 22 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto. Al mattino avremo piogge sparse con il passare delle ore via via più diffuse, anche consistenti, sui settori alpini e prealpini. Temperature in lieve calo, minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 9-13 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo nuvoloso e dal pomeriggio avremo precipitazioni ovunque, anche abbondanti sull'area montana, più sparse e moderate in pianura. Temperature minime sui 6-9 gradi, massime intorno ai 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, piogge dapprima deboli, poi più forti, neve oltre i 1500 metri circa. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno agli 11-13 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto.
Menegel, a Roncade, Treviso.